Viale Daldiano, ore 10:40. Un ciclista di mezza età in sella alla sua due ruote e percorre in modo incerto il rettilineo quando all'improvviso sterza improvvisamente verso il centro della carreggiata. Impossibile evitare l'impatto per la conducente della Smart, che ha fornito così la sua versione dei fatti agli agenti di polizia locale intervenuti per i rilievi. L'uomo ha riportato ferite gravi, finendo al pronto soccorso in codice rosso. Si tratta dell'ultimo incidente avvenuto nel corso di una settimana di passione costellata di sinistri. Mercoledì la donna investita sulle strisce di fronte al San Bortolo. Ieri pomeriggio la collisione tra tre vetture lungo la regionale Postumia a Bolzano Vicentino, dove sono rimaste ferite 3 persone. Ieri ho preso tanta paura perché si è sentita una botta fortissima e dopo uscendo fuori abbiamo visto questa persona a terra che gli usciva il sangue dalla testa. Succedono spesso, è pericolosa questa strada. Sì, è successo anche l'anno scorso, uscendo in contromano un signore ha preso sotto un ragazzo in moto. Pericolosa comunque, perché mette tanti divieti ma nessuno chi ripeta. La strada è dritta, uno non ci fa neanche caso e quindi uno dice vabbè io tiro, tanto cosa può succedere, ed è lì che anch'io ho fatto un incidente qualche giorno, un mese fa, perché uno non ha visto una rotonda, è andato dritto, quindi mi immagino una strada dritta dove magari non presti neanche attenzione. Abbastanza pericolosa, abbastanza trafficata e bisogna andare piano, stare prudenti insomma, ecco. Sì, la velocità, qualcuno che magari non segue le regole e quindi da lì può succedere qualcosa. Cosa dovrebbero fare? Mettere degli autovelox, più controlli? Un po' più controlli perché vedo che gli autovelox purtroppo non fanno quasi niente, però... Io personalmente ho fatto un incidente il mese scorso, un mese e mezzo fa. La gente corre, ma corre magari distratti dai telefoni o da altro. È una strada molto pericolosa.